Ciao a tutti e ben ritrovati per questo incontro sul Vangelo di domenica prossima, che è il Vangelo dell'entrata di Gesù a Gerusalemme e la festa delle Palme. Iniziamo con un canto che è una preghiera, Osanna benedetto, la possiamo cantare tutti. È un canto, adatto per i bambini, ma con Gesù che entra trionfalmente si diventa bambini, perché quelli bambini gridavano più forti di tutti Osanna. Allora proviamo a cantarla. Osanna, 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 benedetto è il Signore. Osanna, 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 benedetto è il Signore. Gesù è il Redentore, Gesù è il Salvatore, Gesù è il Signore nostro Re. Gesù è luce vera, Gesù è l'acqua viva, Gesù è il Signore nostro Re. Osanna, 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 benedetto è il Signore. Osanna, 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 benedetto è il Signore. Gesù è mia pace, Gesù è la mia gioia, Gesù è il Signore nostro Re. Gesù è mia speranza, Gesù è mio amico, Gesù è il Signore nostro Re. Osanna, 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 benedetto è il Signore. Osanna, 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 benedetto è il Signore. Gesù è morto in croce, Gesù è poi risorto, Gesù è il Signore nostro Re. Gesù è qui presente, Gesù ci benedice, Gesù è il Signore nostro Re. Osanna, 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 benedetto è il Signore. 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 Ascoltiamo il Vangelo secondo Matteo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò 2 discepoli dicendo loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Dite alla figlia di Sion: ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: Osanna, il figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava a Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: chi è costui che
E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù di Nazaret di Galilea». Questo è il Vangelo per la benedizione delle palme. Invece durante la celebrazione dell'Eucaristia verrà letto la Passione. Ma noi soffermiamo la nostra attenzione su questo. Il Vangelo che abbiamo ascoltato di questa domenica è l'anticipazione del trionfo di Cristo sul male, sul peccato, sulla morte. La festa delle palme ci chiede di rimanere con Lui, essere Suoi discepoli, condividendo la nostra storia personale e la nostra storia di morte e di vita. Come al solito prendiamo in considerazione alcuni aspetti. Betfage, questo paese vicino a Gerusalemme. La parola Betfage vuol dire casa del fico maturo. La nostra memoria va a quel fatto nel quale Gesù sta andando a Gerusalemme e si imbatte su un albero di fico che era sterile. Gesù non trovò nulla in quell'albero. Gesù va al Tempio, alla dimora di Dio, e anche lì non troverà una fede vera. E dirà: non rimarrà pietra su pietra. Il Tempio, con i suoi riti, con la sua religione, viene superato da Gesù. Gesù ci invita ad allargare gli orizzonti. Dio lo troviamo presente nel Tempio che è l'uomo, un Dio che cammina con noi, nascosto come lievito, che fermenta la pasta per essere poi pane fragrante nella mensa del mondo, come vi dicevo domenica scorsa. A Betfage i pellegrini si purificavano per salire al Tempio di Gerusalemme. Gesù purificherà il Tempio dalle storture religiose, nelle quali si era invischiato, credeva di poter vendere e comprare il favore di Dio. Solo salendo su un altro monte, molto più piccolo, che è il monte Golgota, monte maledetto, impuro, si compirà il mistero della salvezza e dell'alleanza eterna. Gesù risorto toglierà per sempre il male. Ed ora andiamo al Monte degli Ulivi. Per arrivare a Gerusalemme si saliva al Monte degli Ulivi e poi si scendeva e si risaliva a Gerusalemme. Spettacolo meraviglioso. Ho avuto la fortuna di andare in Terra Santa e l'ho visto. Spettacolo, la città bellissima, quasi come una pietra preziosa. Gerusalemme mostra lo spettacolo della santità di Dio, la sua potenza religiosa che garantisce all'uomo pio e giusto il favore di Dio. Il profeta Ezechiele dirà: ho visto la gloria di Dio allontanarsi da Gerusalemme, andare via. Gesù viene per rimettere la gloria di Dio nella nuova Gerusalemme, che è il cuore dell'uomo che lo accoglierà, se si fiderà di lui. L'asina con il puledro. Somaro, che vuol dire soma, peso, portare il peso. Gesù non è venuto a imporre altri pesi, ma ci insegna a portare ognuno i propri pesi e a portare i pesi degli altri. L'unico modo per vincere la morte è servire. Nella croce di Gesù noi possiamo essere liberi di amare, di servire, perché ogni uomo possa avere la dignità di conoscere Dio nel segno della fraternità. Sarà proprio Gesù dalla sua croce che rivelerà il giudizio di Dio. Non sono i violenti e gli egoisti che erediteranno la gloria, ma i miti e i pacifici. Sogno non ancora realizzato appieno,
ma se siamo attenti individuiamo dei segni. Quando gli oppressi dalla indifferenza e dal potere saranno liberati? Quando potremo vivere in pace, senza paura della violenza? Quando? Gesù mostra il volto del Padre, che non è indifferente a tutto questo. Il Padre, nel cuore di chi nasce, sempre mette il suo amore incondizionato. L'amore non è per se stessi a uso e proprio consumo. L'amore per sua essenza è vitalità, è relazione, è condivisione. La folla. Siamo tutti noi che precediamo e seguiamo il cammino ascensionale di Gesù, gridando, cantando, Osanna, Osanna, benedetto colui che viene, benedetto Gesù che viene nella nostra vita. Attenti però che la folla troppe volte si lascia condizionare a seguire l'eroe di turno, come è avvenuto a Gesù. Qui Gesù cavalca un asino. Era la cavalcatura del re. Quando il re entrava trionfalmente nella città dopo le vittorie, saliva sull'asino. Era il re che portava il peso di tutto il popolo. Troppo spesso a quel Gesù che diciamo Osanna, Osanna, diciamo anche crocifiggilo, toglilo di mezzo che ci dà fastidio. Siamo in un periodo di grande attesa e ci domandiamo come sarà dopo questa pandemia. Tutti abbiamo la percezione che non sarà come prima. Stiamo tutti prendendo coscienza che noi, solo noi, siamo gli artefici del nostro futuro. Il destino della vita Dio lo ha affidato alle nostre mani. Possiamo distruggere, ma possiamo anche, come ormai ve lo sto dicendo sempre, coltivare, custodire questo tesoro prezioso. Oggi stiamo passando attraverso il buio del non fare nulla, reclusi dentro i 4 muri di casa che abbiamo costruito come reggia della nostra superbia forse. Ora è diventata una prigione che ci obbliga a stare dentro, ad andare in intimità, ci obbliga a pensare. Quante volte abbiamo osannato le nostre giornate riempite di impegni per sentirci vivi, convincendoci che il fare fosse tutto indispensabile. Ora ci domandiamo, ma è proprio così? Gesù viene a togliere la maschera del perbenismo borghese che ci siamo messi addosso, credendoci padroni della nostra vita e della vita degli altri. Il futuro non viene su un cavallo vittorioso con la superbia del despota che usa violenza e sopraffazione. Pensiamo a quanti despoti ci sono al giorno d'oggi, pensiamo all'uso dei social. Non sempre è comunicazione. A volte è pieno di fake news che fanno più scalpore. Una bugia, una realtà distorta. Gesù è il Signore che viene nell'umiltà dell'asino, che porta il peso, un Dio mite, Padre di misericordia, che mette il suo giudizio di condanna, sì, sul male, ma sempre è pronto a prendersi su di sé le croci pesanti degli uomini. Lasciamo fare a Gesù. Stiamo fermi, fidiamoci.
noi gridiamo, non insultiamo la vita e le avversità. Impariamo piuttosto ad amarci vicendevolmente, a risorgere a vita nuova, dove pace e giustizia si baceranno, come c'è scritto nella Bibbia, e l'innocenza del bambino sarà il metro di misura della qualità del vivere. È possibile perché l'ultima parola sulla vita, lo dicevo domenica, non è la morte. La nostra vita risplenderà della gloria di Dio. Allora sì, oggi cantiamo, gridiamo, Osanna, Osanna, beato, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna a Gesù, nostro Salvatore. Buona festa delle Palme, buona settimana santa e buona Pasqua. Cari amici, concludiamo con una canzone che si intitola Ritornare. guardavi con amore, ma io solo e senza meta me ne davo in grafezza. Dio Signore e mio Dio, chi ritorna sono io, non ti chiedo la pietà, cerco la serenità. Cosa posso ormai più dire? E dovrei solo fuggire, ma una luce ci sarà e lui certo perdonerà. Entro il buio nel mio cuore e fiorisce il suo amore. Ti perdono, amico mio, dentro te ci sono io, il tuo Dio, il tuo Dio. Chi cantava e amore e speranza come un canto d'alleanza. Tu hai scritto con amore la tua storia nel mio cuore. Com'è bello ritornare e poter ancora amare. Cosa posso ormai più dire? E dovrei solo fuggire, ci sarà e lui certo perdonerà. Entro il buio nel mio cuore e fiorisce il suo amore. Ti perdono, amico mio, dentro te ci sono io, il tuo Dio. Cosa posso ormai più dire? E dovrei solo fuggire, ma una luce
e lui certo perdonerà. Entro il buio nel mio cuore e fiorisce il suo amore. Ti perdono, amico mio, dentro te ci sono io, il tuo Dio, il tuo Dio.